Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Benidorrausu e benidorradasa, hai gustato più nude e poca voci. Siamo andata in lingua sarda a chi vuole donare i voci a chi ne dice per de bivi, traballai e frincai in Sardegna. Questa gita si chiuso su piaci nostri uniscus rojas de Sardegna. Difatti, si usu stetto sui San Rocco, in sa città di Vittichedda, già dei 5.000 moratori, si chi abbarra da in sa costera occidentale e sul golfo de Castello. Quando si fuedda da San Rocco, non faidi a non si imbattere in sa questione de sa raffinadora de sa Sarasa e a sa tumbata manna che ha di dentro sul logo in isannus. E uso attupiau a Luca Tolu, assessore di politica a post ambiente, a sa tutoria del sul logo del suo comune de San Rocco, che sa di contau commenti in questa città e questa città di tengia da metas cosas de cavallo, che vanno a meta brusa il largo dessa simpli questioni dell'industria. Questa realtà industriale a dolumano ad intimau pensamento su accappiau su a saluzzina che lassa in sul logo e a sa salute dei bividori, generando un sentito de bivi in un luogo lordicoso. Camera portas avia da pizzu su sa potenzia manna de sul logo. I sunteri de s'arregionamentu nostru eus spiculau temas decisivus, commenti sa sanidadi, sa pogu de s'ambiente e politicas po aderezzai e torrai cavallu a sul logo. Sa comunidade ha mostrau sa capacidade de apoderai spantosa, traballando con cappia po garrai contra sa marranias accappiadas a su simili e promovendo camminadas po sa defensa de sul logo. In questo testimento, progetto su ca dorranta cavallo a su patenti e politica ca po sostenere l'ambiente concordata dell'amministrazione del suo comune, che mostrano sinus di una buona tramutanza. Difatti si anticoncordau iniziativa proprio animata e a tuppare logos spergius per aiutare a boniare sa qualità del sairi e a stravare sa biodifferenza del suo logo. Su comunu esti a fortiendi fainas po gestire is patentis chi vaidi a da sostenni, chi pertoccant a chi stiri e attendi cura dei puscus chi dui puntigiai, po apoderai sa salute in soro e sa produttividade a lungo. Aici da fai a valorare sa cattosidade dell'ambiente limpio, su turismo ecologico. Operendi andalasa e morisi chi permittant a chi visitata de spreculità bellezas e callanias dei boscos de San Rocco, ispertendi una cattosidade responsabile e rispettosa del suo logo. Questa movidas non fetti aiutant a stravai sul logo, ma finzas aiutant a fortiare s'economia, sa sociedade e sa comunidade, creando vagas po attividades accappiadas a sa cattosidade che fai a sostenere e a donare cavallo e costumanzas de sul logo. San Rocco esti meda de brusu di un centro dell'industria, esti un luogo ricco di cultura, storia e devozione. In noi visitatori si podenti scoprire un patrimonio archeologico ricco e vivi un'esperienza vertera. Mi nanta Luca Tolu, seu sarrochesu, seu assessore a politicas ambientali a s'amparo de su territorio in noi in sa vida de San Rocco. In sa vida seu professore in sa scuola manna de diritto e poi naraso che mi piace di pure cercare conto su appizzo de sa storia de questo territorio e scrivere qualunque cosa ad ogni tanto. Dunque, naraso che sei un appassionato di questo territorio a 360 gradi, naraso. Dall'umano, quando la gente intende di suoi nomi di San Rocco, la prima cosa che pensa è questa raffineria. E naraso che questa è una cosa
pure normale, poi questa vita è connota, post-industria, post-industrializzazione, post-piano di rinascita. Ed è connota poi sarò questi forse in noi unico esempio onde in tutta la Sardegna sul piano di rinascita ad identio naraso di portare a un benessere economico che in noi non tenemos come bida. E noi industrializzazioni sta rennescia a diversare un sistema economico. In altri luoghi invece come sceus sul piano di rinascita è stato un fallimento. Bidas a realtà come Ottana, come Portovesme, ma finza come Porto Torres, contano una storia di un piano di rinascita che è naraso fallio. Dunque, siamo connotus po' gusto, ma noi dobbiamo cercare di vai naraso biri questa vita, conosci questa vita, non c'è tipo questioni industriali, ma pensa che poi si trasprenda chi teneus. Però certamente dobbiamo vivi con questa realtà importanti, dobbiamo vai cercando di limitare questo che è su in italiano l'esternalità negativa della presenza dell'industria, questa presenza tiene di cose positive e cose negative. Questa presenza a livello ambientale è monitorata ogni giorno, poi ci sono centraline che sono scelte da Sarpas, della regione Sardegna, ma vince del suo comune, poi noi teniamo una centralina comunale che si aggiunge ai altri da Sarpas. E poi ci sono le centraline dell'industria. Noi possiamo vedere ogni giorno come anda questa gestione ambientale, sul monitoraggio, ma questi dati sono pubblicati in soggiasso del suo comune e della regione Sardegna. Dunque, tutti possono vedere come è questa situazione ambientale. In realtà, che negli ultimi anni questa situazione è migliorata, che per esempio prendendo in mano i dati sul benzene, che è uno dei valori che ad esempio preoccupati, no? Sul benzene negli ultimi 3 anni è calato meda. Certo, uno può dire che da regioni che sul benzene non ci depidessi in ambienti, e difatti l'obiettivo sabun che noi si ponemos come territorio è quello di portare su benzene sempre più in basso fino a dove sparessi. Però certo su benzene oggi lo teniamo in tutto il mondo, in tutte le città, poi è cambiato a questa questione delle macchine, del smog, eccetera. Noi teniamo questa capacità di vivere con queste cose e vai portare in avanti politiche per migliorare sempre di più queste questioni ambientali sul territorio. E questo si va sempre con il monitoraggio, ma con un dialogo costante con tutte le realtà che ci sono in questo territorio, non c'è questa raffineria, ma i funzionari di questa regione che monitorano questi ambienti in noi, dunque a Sarpas, ma vince con questa regione. Poi vai un esempio, noi come amministrazione comunale si intende vince sempre con questa regione, con l'assessore alla sanità e all'ambiente, teniamo questo su di essi come controllori in questa vita finza da questioni ambientali, per tutti i cittadini. Teniamo questo ruolo che è importante umano, come rappresentanti dei cittadini di Sarroco. E finza per questa regione noi siamo
a favore, può fare un esempio, no? Sul registro dei tumori, che è una depidessi, è una ina da importo sul monitoraggio della questione sanitaria, può dire di adesso come in questa situazione, ma non c'è in Sarrocco, ma in tutto su cabe basso della Sardegna, poi come ti scesi a Dolomanno sul registro dei tumori non funziona in questa parte bassa della Sardegna, sul registro del suo territorio dell'ex provincia di Castello non funziona. E dunque Deus è andato a questionare con gli assessori della sanità, tipo, a pizzo su questa cosa. La speranza è che nei prossimi mesi e anni questo registro finalmente ad funzionare. Certo, non è una questione che su comune può maneggiare direttamente, non si può scegliere cercare varie pressioni, sì? E si fa in documenti BID, che è una realtà importante della Sardegna. Quando si arriva su benzene via sempre a zuta di questo che punti i limiti posti da suo ministero, che su benzene deve sempre avere a zuta di 5 microgrammi per metro cubo, come in media annuali, e dunque questo dato è sempre stato rispettato. Però una media che è di 2,5 fino ad una media ponoso troppo alta. Dunque, punti nasce delle interlocuzioni con la raffineria, poi cercare di disimpegnare De Bruso, fare investimento su De Bruso a pizzo su questa cosa, e dunque può morire di queste interlocuzioni e dell'impegno che c'è stato da tutte le parti, a se venire sull'ompio a zuta di uno. Dunque, oggi la media del benzene è a zuta di uno. E dunque è stato un risultato importante per il suo territorio. È fatto uno studio a pizzo della situazione sanitaria, della salute dei cittadini, e deve che ci sia una presenza un po' più umana di malattie capiate sul sistema respiratorio. Però certamente si questione di 20 anni o di 15 anni oggi. Oggi come comuni invece si usano finanziando screening per tutta la popolazione, per cercare di fare prevenzioni, ponendo in pari questa questione di un monitoraggio sempre più fungoso, più capillare, con questa prevenzione, per esempio, degli screening, è una politica che può cercare di migliorare questa situazione. Certo, dobbiamo sempre essere attenti, poi vivi con una realtà di come ti gusta, non è facile, certamente. Pensare a Sarrocco oggi, senza questa raffineria, tocca tenere un po' di fantasia, però ne manco tanta poeta. Sarrocco via da una bida a Capiada Meda, a Suvastorio, a San Laurera, a San Messaria, dunque non via da una bida come ti dotti altre del suo Campidano. Tenia finza una realtà a Capiada a sa Espiras, poi Sarrocco via da connota in tutta la Sardegna, poi smattasa de biras, poi vianta bendias in tutta la Sardegna, scascitas de biras de Sarrocco in su mercato de Castello vianta una cosa, una rausa de ogni addiri. Ci vianta i pescatori, i sbarcaioli su Carlo Fortino, su capiganta sa ispiras in supporto de voci noi in bidda, poi da portare in Castello. Dunque a Sarrocco poi adesso un'eccellenza, commenti altre biddas, commenti Santo Sparau su prezzo.
documenti, per un esempio, Murera con le Arangias. Certamente Sarrocco poteva essere una bidda più sbitica sicuramente, poi da 5.000 abitanti si commenti a oggi, poi vivi in questo territorio, poi c'è questa raffineria. Difatti Sarrocco è pesata con e cresce come popolazioni, meda con questa raffineria negli anni 60. Poi adesso è una bidda più piccola, capiata a suo territorio, a sfainas del suo territorio, vivi del turismo sicuramente, poi noi teniamo un territorio spantoso, una costa, un mare che via da bello umeda in suo tempo passato e oggi sì che adesso è bello in questa parte de Verdesali e di Porto Colombo, sicuramente una vita diversa. In subbenitori come ti puoi dire a Rocco, noi dobbiamo tenere questa capacità di noi di imparare le risorse che ci vunti accappiate all'industria, dunque su di noi che beni dell'industria, poi devo investire in subbenitori. Poi dobbiamo pensare a quando questa grande industria non adesso certamente una cosa eterna, questo è un pensamento che ovviamente tutti teniti. E una cosa che dobbiamo portare innanzi di questa faina di investire in subbenitori, di porre su di noi, poi cercare di fregare qualunque cosa di nuovo, finché si possa un riequilibrio ambientale, dobbiamo fare per un esempio in forestatura che si portando innanzi in sa costiera, in sa punta, accanto ai mari, onde si prantendi, si questioni di 50.000 matas de mattigedas de badentizardo, dunque si questioni di iligi, de olia, de lastu, de modizi e altre matas adesso badentizardo, 50.000 è adesso un numero umano, 22 milioni e mezzo di euro investiti in questa vaina, in questo traballo. Questo è il primo lotto che è cominciato in cabo del 2023 e su comienzo del 2024. E noi in quest'anno uso a seguire con un altro lotto di 50.000 mattigedas per altri 50 ettari. E dunque questo è una cosa di importo, poi uso all'assai a SPP di oggi, un benidore più birdi, un ambiente più sano sicuramente, e questo adesso è finza tenere un badente mano entro questa vita, e può dire finza una realtà economica per i imprenditori, poi un badente che funziona, da può dire finza una realtà economica di importo umano. L'uso della metà del suo territorio è birdi, esti vunti i spadenti del suo monti, noi usiamo entro del suo arco del goturo umano, questa è una realtà di importo da ricordare. Teniamo 3 parcos entro dessa bida che noi usiamo vinzas, antesi vinzas accappiamo tutti i impari con un altro progetto di unione dei parchi, sempre finanziato con soldi su PNRR. E dunque è una bidda che crea meda in su benidori, in su ambienti, cercano certamente di tenere tutti in pari, poi non è facile tenere insomma a questo tempo portare innanzi una realtà industriale, insomma a questo tempo cercare di investire in questi ambienti, però è una cosa che si fa per su benidori certamente.
come bida accappiata a sa questioni ambientali, Sarroco tenidi naturalmente esternalità negative, poi è sempre ricordata dall'umano scettico sa presenza industriale, nonostante noi otteniamo altre cose da importo, prendasa mannas, naturalisticas, archeologicas, turisticas, storicas, però sa presenza industriale è vinzasa esternalità positive. Per fare un esempio, noi come Tibida temos a capacidade de fare investimentos econômicos para humanos, poi temos a presença dessa indústria che garantisce, ci dona la possibilità di mangiare più di noi, per buoni in campo per fare politica per il suo territorio. E dunque questa è una cosa che va di parte del equilibrio, poi questo territorio è un grande equilibrio. La presenza dell'industria, la possibilità di vivere in una certa maniera, di lavorare, tutto si strantagia a barra da impei, poi c'è questo equilibrio. E questa è una questione che tutti noi conosciamo, poi la presenza industriale dona da sul lavoro, dona da sul dinai per questo territorio, però certamente dobbiamo sempre essere attenti per cercare di fare in maniera che questo equilibrio sia a seguire un'andala, un dritto che è rispettoso dell'ambiente. E questo è una punna, un obiettivo che noi si poniamo, ovviamente che si portando innanzi. Si può permettere di finanziare attività per i giovani, per la cultura, per il sport, ma pensa per il territorio è tutto. E questo va di parte certamente dell'equilibrio di una vita industriale. Una cosa che su che tocca da comprendere è che noi come amministratori di questa vita, di questo territorio, non siamo una cosa seriosa per vai pigliare decisioni che sono già state pigliate in passato. Non siamo in noi per ponere che via da stati una cosa positiva o negativa sul piano della rinascita, su sciopero di questo territorio come territorio industriale. Noi dobbiamo fare altro in noi. Queste sono questioni storiche e culturali che a me personalmente interessano, a me c'è scritto un libro a pezzo di questa cosa, ma noi siamo una cosa dobbiamo fare altre faine. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto per questo equilibrio della presenza industriale in noi, un equilibrio che tiene di sul lavoro, che tiene di rispetto dell'ambiente, che tiene di questioni della salute, sa questione finta di su che sa presenza industriale ci vuole permettere come investimento per i giovani, per i benitori, per la cultura. Dunque noi dobbiamo essere come controllori, ma finta come guide per cercare di portare questo territorio in suo benidore in questa maniera più migliore possibile, naturalmente. Sarroco è connota proschetto per questa questione industriale, naturalmente, però questa maniera più fungosa, più conosci un'altra Sarroco è ben in noi in vita,
a bere tutti sprendas che teneus, andai a si fare una passillata in su monti, in su parco del Guturumano, andai a bere tutti i giassos archeologicos che teneus, come sono raghe Sadome Sorcu, sono raggi antigori. Ma questo luogo spantoso del suo palazzo, della famiglia del Siotto, Villa Siotto, che poi è di proprietà del suo comune, e onde portava innanzi fainas culturali del Porto Umano, tutto sanno. Ben noi in San Rocco, magari poi, quando in su primo di maggio, l'ompi di noi Sant'Efisi, poi San Rocco fa di parte del suo cammino de Sant'Efisi, tenesu meda venerazioni e una vei manna a pizzo de questo santo, ma non c'è tipo Sant'Efisi, poi San Rocco è bello, vince sa festa patronale di Santa Vittoria, in su mese Capodanno, sa festa de Santo Giorgi che teneus in su mese aprile. San Rocco è una vita che può donare meda. Deo faccio sempre, do sempre un consiglio a questo che non conoscono San Rocco. Dico, tu vieni in noi e devi andare a bere sa torre su scoglio in sa costiera, che è una delle cartolinas naturalisticas storica, più bella di tutta la Sardegna. Questa è la maniera più bella di bere un'altra San Rocco. Certo, c'è stata San Rocco pure, ci sono due San Rocco, San Rocco industriali e San Rocco, ma sono la stessa bidda sul proprio territorio, che tocca a bere tutto quanto, e non scetti sa parte che che può essere più interessanti da borda poi si scopi giornalistici, però San Rocco è altra cosa pure. Certamente questionai noi accanto a questo palazzo della famiglia Siotto, questione di pensa del territorio, della storia di questo territorio, non che bene da pillo, is ricordos a pizzos dei ultimi di questa famiglia che vianta i sorrisi donna Chiarina e donna Vicenzina Siotto, che narausuga in Saras in su tempo dell'industrializzazione di questa vita porta innanzi una posizione contro la raffineria, contro l'industrializzazione del suo territorio, che è stata un unicum, quasi un unicum, poi altre famiglie hanno fatto una vaga antigherrau contro, ma non meda. E Sorresi Siotto invece vianta proprio contro l'industrializzazione del Golfo del Golfo degli Angeli, vianta contro. Commenti all'assessore sul turismo della regione Sardegna Kovacevic, un altro esempio di questa posizione. E Sorresi Siotto vianta contro l'industrializzazione del suo territorio di San Rocco, che si è fatta espropriare i terreni che tenevano accanto ai sommari, onde oggi teneus questa raffineria, e non hanno nemmeno a ritirare su dinai di questo esproprio forzoso. Dunque una posizione de goro, coraggiosa, che è un unicum di come è andata in Saras le cose dentro di questa vita. Narauso che essa danti pure scritto in una lettera che è connota de Dotus, onde essa naranta che fianta contro l'industrializzazione del suo territorio, poi essa su benitori de San Rocco doppia da essi sa laurera e sa messaria e su turismo. Dunque è una visione pure accappiata su benitori della Sardegna, poi in Saras la questione del turismo non fia da commenti oggi. Oggi tutto bieus la Sardegna accappiata all'economia turistica, in Saras invece
no, basti pensare a commenti esteti programmati su piano di rinascita, onde su di noi fia adotto po l'industria grai, l'industria pesante. E non ci via da di noi po atrasa fainas, atrasa settori economici. Po gustatóbiu e usu acabau. Grazie a vos exibiu sa gida che venidi con un atto nuovo e poca voce. Che si volessi segnalare eventus o questioni che pensai si balla da essi contadas, scrieisi a una lettera su già su bogabogi.tv gmail.com. Poi ta se uso noi, più che tutto, poi intendi sa voce da vosatrus.